Buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna, giornata dedicata a Giancarlo Baldi. Prima corsa riservata ai gentleman, non corre a Stecca Dimar, 1 Dylan Pax, 2 Balsamo Leone, 3 Castiglione, 4 Dorothy Moon, 5 di Natà, 6 Creso Risaia TRGF, seconda linea 7 Venusia Jet, 9 Champs dei Greppi, 10 Comandante V. Macchina che accelera, partiti con tentativo di Castiglione di assumere l'iniziativa, all'esterno veloci anche Di Natà e Creso Risaia TRGF. Passa in vantaggio Castiglione, all'esterno Di Natà. Alla corda c'è invece Balsamo Leone che si era sotto, seguito da Dorothy Moon, ripiega in seconda pariglia invece Creso Risaia TRGF dopo i primi 200. Veloci in 14,5, partito con cautela invece Dylan Pax che figura quarto alla corda. Se ne vanno i 400 iniziali con leader Castiglione in 30 secchi. All'esterno è rimasto Di Natà con in schiena Creso Risaia TRGF, alla corda rimane Balsamo Leone che precede Dorothy Moon. 600 completati in 46,4, rallentamento in curva per il battistrada Castiglione, nessuno che va comunque ad incentivare l'andatura e così il giro di gara scorre via con un secondo quarto in 32,2. 1-2-2 il passaggio agli 800. Di Natà rimane al sediolo del battistrada, alla corda è sempre Balsamo Leone con all'esterno Creso Risaia. Se ne va il chilometro 1:17,3 con 15,1 di parziale. Sempre leader Castiglione nei confronti di Natà, all'esterno Balsamo Leone lungo la corda, Creso Risaia che rimane in schiena a Di Natà senza per il momento riuscire a scattare, e dalla coda c'è il tentativo di Venusia Jet che parte però da molto lontano, l'errore di Creso Risaia, intanto completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Castiglione in vantaggio, seguito da Balsamo Leone che sposta all'esterno, finale con Castiglione in vantaggio. Castiglione controlla la situazione e viene a vincere nei confronti di Balsamo Leone, mentre per il terzo forse sbuca Dylan Pax. La vittoria comunque per Castiglione e Alessandra De Vidè che precede la collega Michela Rossi. Balsamo Leone finisce al secondo posto. Bel primo piano in percorso di testa comunque di Castiglione. Alessandra De Vidè e Andrea Biliardi al training per la proprietà della stessa Alessandra De Vidè che vince questa prima corsa riservata ai gentleman. Al terzo posto finisce invece Dorothy Moon che controlla Dylan Pax.